Ciao da Sestola, ciao! Sì, Voleva eri- farmi la disamina. Dai, Posso? allora, dai. Posso? Certo. Chi è che mi dà la Bruno linea che fa la disamina? Guarda, allora ci colleghiamo dal vostro Pizzul! dal vostro Bruno Pizzul! Pizzul. Sestola, sei diventato un mito anche per me ormai, specie quando bevo 3 o 4 bicchieri di Amarone. A te la linea per la disamina di Salernitana Hellas Verona. Vai! Eccola. Anche a me quando bevo Sassicaia. Allora, disamina. Sì. Ieri Esatto, si è sì. svolta la partita tra Salernitana e Hellas Verona. Sì, Sì. La trasferta si presentava piena di insidie. Sì. In un campo ostico e in un ambiente assolutamente poco accogliente Sì. per la nostra squadra e i nostri tifosi. È stata una partita strana, stranissima, sfortunata, Sì. fortunatissima. Sì. Ma andiamo per ordine. Sì. Sì. Il primo tempo si versa con i padroni di casa Sì. fissati nella loro metà campo. Vero. Ok. Infatti per i primi 10 minuti Montipò era online su WhatsApp e pubblicava le history su Instagram. Ma non ci credo. Però dai. ad una certa la Salernitana si è svegliata e ha iniziato ad affacciarsi a ridosso della nostra area. Vero. Finché un lancio lungo vede uno scontro aereo tra Gunther e Piontek. Sì. Gunther casca in terra e sugli sviluppi dell'azione Piontek insacca. Sì, sì. I nostri protestano. Sì. L'arbitro Gersini Ghersini, sì. viene chiamato dal VAR, che sì. vi ricordo che sono 4 scanciafadighe serrati dentro un gabbiotto davanti alla televisione a Lissone Brianza, che convalida il gol. Salernitana 1 e la 0. I 300 e passa tifosi Sì. che si sono fatti un basso tanto per andare fino a sì. Salerno iniziano a pensare Eh. se sapeva andavo a bermi un spritz fin sul lago che era anche un bel soletto. Tanto qua si è già capito come la va a finire. Il primo tempo scorre senza grossi sussulti. Sì, beh. Sento come scorre, senza grossi sussulti. Sì, vabbè. sì, vabbè. Se escludiamo una traversa colpita da Gunther e la munizione a De Paoli per proteste su un corner che era sacrosanto. Inizia il secondo tempo e in campo c'è solo una squadra, si chiama Hellas Verona, che si piazza costantemente nella metà campo della Salernitana e Giusto. il Verona ci crede, insiste, pressa, contrasta, mastega l'erba come un cagnasso. Finché al 50esimo ecco che Doig, è scozzese, Sì. Sì. fa partire un cross dalla sinistra, uno di loro la devia, una stantina, quel tanto che basta per spiazzare la difesa e far sì che De Paoli possa insaccare. Vero, Salernitana 1 e la 1. E i tifosi? sì. E i 300 e passa tifosi che si sono fatti un masso tanto per andare fino a Salerno iniziano a pensare dai che forse abbiamo fatto bene a venire a Salerno invece di andare a bersi uno sprint fin sul lago anche se era un bel soletto. Vabbè, dai. L'Hellas si crede e aumenta la pressione. Cioffi fa un po' di cambi, non sto a dirvi quali perché mi stufo. Vabbè. Fatto E il suo siccome esordio. sto anche stufo di fare la disamina, di una partita che tanto si avvisa come l'è finita, cioè le come se ve raccontassi come finì il film Titanic, allora vi dico solo che l'arbitro Ghersini ne ha dato un rigore e dopo quei 4 cadenassi del VAR ne l'ha cavato. È vero. Vi dico anche che sarebbe stata un'espulsione Sì. sacrosanta da Sì. dare a Candreva per un pestone a palla lontana sul scozzese, ma i 4 occhi al VAR andrò a guardarsi le notifiche di Facebook sul telefonino, e non gli ha detto niente. Che abbiamo ciappato un altro palo con Verdi e Sì. che come al solito abbiamo ciappato un gol a un minuto dalla fine, che sta una mezza rissa in campo e un par di espulsioni, ma soprattutto che sta un'invasione di campo di un Sì, tifoso della vero. Salernitana Vero. che le è andato sotto la nostra curva a sfottere i 300 e passa tifosi che si sono fatti un masso tanto per andare fino a Salerno e sicuramente ha pensato ma perché non vi tocca a te a spritz con altri sul lago la prossima domenica che forse che è un bel soletto e invece deve venire qua a sfotterne sotto la curva. Quindi Salernitana Quindi, 2 sì. Hellas 1 Cioffi in discussione dal Sestola è tutto, a voi studio. Bravo Sessola! Bravo. Soffi Straco Ciao, dal Sestola. Grazie, Ciao, grazie, ciao, ragazzi. Collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.